Botta e risposta tra assessora regionale ai trasporti Elisa De Berti e sindaco di San Zenone degli Ezzelini Fabio Marin. Sul piatto la questione dei ritardi nella realizzazione delle opere di compensazione nel comune del Trevigiano che la regione avrebbe dovuto fare nell'ambito della realizzazione dell'SPV. Ritardi che sono costati cari alla regione, che ha perso sia davanti al TAR che al Consiglio di Stato e che il primo cittadino non intende più tollerare, facendo stizzire e non poco la vicepresidente del Veneto. Quando ho incontrato per la prima volta il sindaco di San Zenone, avevo già parlato con il sindaco precedente, c'è sempre stata la volontà di trovare una soluzione. Poi il sindaco, perché non gradiva le tempistiche, ha preferito rivolgersi agli avvocati e far causa alla regione. La causa è ancora in corso, aspettiamo l'esito e poi tireremo le somme, però insomma io ogni tanto vedo le dichiarazioni del sindaco, ma non le voglio neanche commentare, parleremo solo una volta arrivati a sentenza. Parole che non sono proprio piaciute al sindaco Marin. Mi sono reso conto ulteriormente che l'assessore De Berti non sa di cosa sta parlando. Vi ha anche ammesso che ha parlato col precedente sindaco, cioè stiamo parlando del 2012. Quanto devono aspettare i cittadini di San Zenone per vedere riconosciute delle opere di cui hanno diritto? La regione che non ha mai risposto a documenti ufficiali che un comune mandava in regione e adesso l'assessore De Berti non risponde neanche a quelle che sono, le vuole chiamare provocazioni o come vuole quelle le mie uscite. Non risponde perché? Perché sa, scusatemi la modestia, ma sa che ho ragione, quindi non sa cosa dire. De Berti dice che sta aspettando la sentenza. La sentenza che sta aspettando adesso l'assessore De Berti è quella della causa risarcitoria che abbiamo dovuto fare di 5.560.000 euro che la regione dovrà dare al comune di San Zenone. Quindi penso che sia arrivato il momento di mettersi a tavolino e parlarne e risolvere i problemi. Ma a questo punto dico una cosa e penso una cosa, mi rivolgerò al prossimo assessore.